Autonomia, il neo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia non ha perso tempo, fissando per il 23 e 24 settembre gli incontri con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il primo impegno preso da ministro con i presidenti di regione, ha detto l'esponente del Partito Democratico, è di andare personalmente sui territori e incontrarli a casa loro. Il 23 Boccia si confronterà dunque con Luca Zaia e Stefano Bonaccini, il 24 con Attilio Fontana. Sono qui per ascoltare le ragioni di tutti e per costruire insieme delle risposte adeguate, ha dichiarato, aggiungendo che l'autonomia vedrà la luce in questa legislatura, ma ha anche sottolineato che le richieste avanzate da Fontana, Zaia e dagli altri presidenti sono un punto di partenza di parte, rispettabile ma di parte. Dopo la fiducia delle Camere al governo, anche Zaia era tornato sul tema lanciando un messaggio chiaro. Io direi di evitare di continuare col dibattito dell'autonomia. Se qui c'è una realtà inadempiente al governo, lo è quello di prima, lo è quello di oggi, lo è quello di Renzi, sono tutti. Non esiste un pezzo di carta dove nero su bianco sia scritto il progetto del governo per l'autonomia, ma esiste quello nostro. E allora io mi rifiuto di discutere sempre del nostro progetto quando a Roma ancora non ho capito cosa vogliono fare. Per Boccia l'autonomia deve rappresentare l'attuazione del principio di sussidiarietà come modello di organizzazione sociale, tema più volte ribadito anche dal premier Giuseppe Conte, che tuttavia Zaia non ne può più di sentire e lo ripete chiaramente, replicando anche al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che intervenendo su Radio Capital ha accusato i promotori dell'autonomia di voler spaccare il paese. La finiscano di dire che ci vuole cooperazione, solidarietà, unitarietà nazionale, coesione. Queste robe qua sono tutte di default previste. Mi spiego, è come andare a comprare un'auto e pretendere di stressare il venditore all'infinito chiedendo che l'auto che andrò a comprare abbia la garanzia di avere 4 ruote, ma non esiste un'auto senza ruote. Così fanno loro, continuano a parlare delle ruote necessarie per l'auto evitando di parlare dell'auto, del motore. Sull'autonomia finitela di parlare di coesione, di unità, perché è d'ufficio. Diteci piuttosto cosa intendete voi per autonomia, è la risposta alla quale ancora non hanno risposto.